Ed ora lo sport, perché dopo mesi di sofferenza oggi sono arrivate due buone notizie per calcio e pallacanestro. Nuovi sponsor sono in arrivo per il futuro dei biancocelesti e per i biancoverdi Pittis si fa garante di un consorzio di imprese trevigiane. Particolari. Ho sempre scommesso tutto, ho sempre vinto. Renzo Corvezzo si sente sollevato. Il presidente del Treviso Calcio è pronto per dare una svolta alla sua squadra, un nuovo passo in avanti garantito dall'arrivo di nuove persone pronte a scommettere sul calcio di Marca. Sergio Bellato proprio questi giorni ci ha confermato, assieme ai suoi colleghi industriali, la partecipazione come sponsor inizialmente al Calcio Treviso e poi probabilmente anche che entreranno in società in futuro. Si tratta di un passaggio indispensabile, spiega Corvezzo, se la società vuole andare oltre l'attuale campionato. Il Calcio Treviso intanto ha aggiunto tra le proprie fila anche il nuovo DG Ivano Reggiani, già collaboratore di Manchester e Chelsea, oltre a Giuseppe Materazzi, direttore tecnico dell'Arezzo. Investire sulle risorse del territorio, spiega Corvezzo, è il primo passo verso la rinascita della marca. In gran parte sono industrie del Trevigiano, ma anche da fuori, serve per tranquillizzare tutto e tutti. E di imprenditoria e sport si è parlato anche nel pomeriggio con l'annuncio di Riccardo Pittis che lancia il consorzio Universo Treviso. Questo progetto che ha come obiettivo finale la continuazione di una storia. Sarà l'ex capitano dei biancoverdi a guidare il consorzio di imprese trevigiane, ora però deve essere il territorio a fare la propria parte. Vedere Treviso al posto che si merita, nello sport e nell'imprenditoria. Cercare di valorizzare quello che abbiamo, cercare di rivolgerci alla terra per questo salvataggio di una squadra così importante.